L'allenatore del Circolo Pattinatori Grosseto, Massimo Mariotti, che partita è stata? Tanto complimenti al Follonica per la vittoria. E la partita ognuno ha i suoi giudizi. Credo che noi, per il tipo di squadra che siamo, considerando stasera le assenze che avevamo, abbiamo impostato un certo tipo di partita. Abbiamo giocato un primo tempo direi ottimo e poi nel secondo tempo il Follonica ha fatto subito gol, trovato il vantaggio, un'azione ben fatta e poi da lì per 5-10 minuti secondo me ci sono state delle chiamate che dire un po' dubbie, insomma hanno indirizzato la partita in una certa maniera, siamo andati sotto di 3 gol e chiaramente poi è diventato tutto più complicato, però nonostante questo la squadra ha sempre giocato, lottato, abbastanza ordinata in pista e siamo tornati sotto 3-2, poi chiaramente abbiamo subito il quarto gol in una situazione dove eravamo molto sbilanciati, anche se la mia idea era quella di arrivare ai 50 secondi e chiedere il time out e poi giocarmi il 5 contro 4. Non è andata così, ripeto, noi siamo comunque soddisfatti della prestazione, siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, siamo soddisfatti della partita di andata e siamo contenti di aver dato una mano al Follonica a riprendersi dopo un momento negativo. Prossime 4 partite decideranno un po' quello che succede in casa Grosseto, sono andati a vedere il calendario, insomma sono partite tutte abbordabili, però bisogna tornare a fare i punti. Ma abbordabili lo dici te, di abbordabili nel campionato italiano quest'anno c'è veramente poco. Avremo il Monza, poi andiamo a Viareggio, poi abbiamo il Sarzana, poi andiamo a Sandrigo, quindi sono tutte squadre che come noi alcune lottano o per l'ultimo posto dei playoff o per evitare playout, quindi sono partite difficili. Io penso che a 26 punti ci si possa considerare fuori dal playout, che è il nostro obiettivo a questo punto, anche se all'inizio dell'anno c'erano squadre che secondo me avevano una rosa più preparata, però noi strada facendo credo che abbiamo fatto bene, abbiamo quello che meritiamo e speriamo appunto di riuscire a fare quei piccoli passetti giornata per giornata, ora ne mancano 9, che ci permetta appunto di arrivare in una posizione tranquilla e di mantenere appunto la categoria. Ecco, quindi questo è quello che chiediamo al nostro campionato, prima ci arriviamo e prima magari possiamo giocare anche con più leggerezza. Ecco.